sarà più facile arrivare sulle spiagge veneziane, ma soprattutto Veneto e Friuli da oggi sono più vicini. Il nuovo casello di Meolo sulla A4, oltre a che essere un gioiello di architettura, è tutto questo ed è stato inaugurato oggi con 6 mesi di anticipo sui tempi. Un casello faraonico e dal design all'avanguardia, con 9 porte in uscita e 4 in entrata e un parcheggio scambiatore da ben 350 posti. A Meolo è stata inaugurata oggi la prima opera della terza corsia della A4, a cavallo tra i comuni di Meolo e Roncade, padroni di casa, Autovie Venete. Si tratta di un portale di grande importanza per una serie di ragioni. È il nuovo ingresso alle spiagge. È stato costruito nel cuore della zona industriale di Meolo e servirà allo sviluppo dell'area. E infine è uno snodo attraverso il quale passerà buona parte della viabilità del nord-est che collegherà il Veneto al Friuli e per questo, durante la cerimonia di apertura della nuova porta autostradale, è intervenuto anche il presidente della regione Friuli Tondo. Renato Chisso, l'assessore alla mobilità della regione Veneto, ha sottolineato che l'opera è stata completata con 6 mesi di anticipo e il programma del suo assessorato procede spedito. Con 6 mesi d'anticipo, però stiamo rispettando quelli che erano gli impegni che ce l'avevamo presi con la nostra gente. Passante, terza corsia, casello di Meolo, Pedemontana, Valdastico Sud e così via. Si sta andando avanti con grande voglia di lavorare, con grande voglia di dare risposte e ci stiamo riuscendo. Zaccariotto ha posto l'accento sulle aspettative del territorio. L'opera era attesa da tempo e ora partirà, ha annunciato, l'autostrada del mare. Abbiamo la fortuna di avere delle località balneari tra le più importanti d'Italia e quindi con una presenza turistica altissima. Dare delle risposte in un settore fondamentale che ha un significato in questo momento per la nostra economia è investire in maniera importante non solo a livello regionale, territoriale ma anche locale, perché questo permetterà oltretutto di poter sbloccare quelle situazioni che generavano grossi problemi nei comuni con Termini che si trovavano con una viabilità extraurbana ed urbana particolarmente intasata durante il periodo estivo. Oggi quest'opera ovviamente segna anche il via per quella che noi riteniamo l'intervento più importante, che sarà l'autostrada del mare. L'opera è costata quasi 35 milioni di euro ed è stata realizzata in 970 giorni. Avrebbe dovuto essere inaugurata nell'aprile prossimo. Pancia a terra lavoriamo, è quello che vogliono i cittadini sono interessati a questo, che gli amministratori lavorino e producano risultati.